La giornata contro l'omofobia, il messaggio del presidente Mattarella: la discriminazione sessuale viola il principio di eguaglianza. Nadia Zikowski. La discriminazione sessuale viola il principio di eguaglianza, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio nella giornata contro l'omofobia, data simbolica, riporta al 17 maggio di soli 30 anni fa, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuoveva dall'elenco delle malattie mentali l'omosessualità. La definiva variante naturale del comportamento umano. Garantire la promozione dell'individuo anche nelle sue relazioni interpersonali e affettive, ricorda Mattarella, è compito dello Stato dettato dalla Costituzione. Per questo più volte è intervenuto su episodi di intolleranza e violenza messi in luce dalle cronache, definendoli inammissibili, causa di sofferenze enormi per le vittime, troppo spesso di esclusione dai luoghi di lavoro e dal contesto sociale. Oggi non fa cenno alle aspettative deluse che ruotano da anni intorno ad una legge in materia, probabilmente alla base della scelta, almeno da parte di tanti, di non denunciare. Ma a loro riconosce e a tutti ricorda che la capacità di autonomia e di emancipazione ha molto a che fare col rispetto e la parità di trattamento che si ricevono dagli altri, che sono poi le condizioni per esprimere appieno la propria personalità e il rispetto di se stessi. E sul tema interviene anche il presidente della Camera Fico, che auspica la ripresa di un percorso legislativo contro l'omofobia. Sentiamo le sue parole.